È il momento del Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi 2020, 180.000 euro di dotazione complessiva. Lo schieramento dopo il ritiro di Aramis K, 1 al Raja One, 2 Allegra Gifont, 3 Anthony Leone, 4 Emon USM, 5 Al Capone Stecca, 6 Arnas Cam, seconda linea 8 Grand Art, 9 Juan Bros. Ancora un centinaio di metri allo stacco della macchina. Veloce Emon USM, l'errore di Al Capone Stecca, mentre Emon U si lancia in avanti e va a condurre nei confronti di Al Raja One. Veloce anche Arnas Cam dall'esterno, cerca di convergere alla corda, Al Raja concede lo spazio a Arnas Cam che si accoda e poi sposta. 14-2 intanto il lancio, Al Raja One va su Emon USM che concede strada e dopo 350 metri passa a condurre. In vantaggio Al Raja nei confronti di Emon USM, quarto iniziale in 31, terza posizione per Arnas Cam. Poi vediamo Grand Art, quindi Al Capone Stecca rimesso lungo la corda, mentre all'esterno sono Allegra Gifont ed Anthony Leone che avanza in terza ruota. Intanto completamento dei 600 in 46,2, in vantaggio Al Raja su Emon USM, Arnas Cam, mentre c'è la progressione di Grand Art che anticipa la risalita di Anthony Leone. Poi Anthony supera anche Grand Art e arriva a diretto contatto di Al Raja One, 1-1 i primi 800 di gara, con il favorito al comando. All'esterno si impegna Anthony Leone, lungo la corda c'è Emon USM, al largo Grand Art, terza posizione in corda per Arnas Cam, poi Allegra Gifont. Intanto 1:15,6 per il primo chilometro di gara, 14,6 il parziale. Ora Al Raja prevedibilmente accelererà. In seconda posizione si mantiene Emon U, con all'esterno Anthony Leone che si trascina Grand Art. Ancora un 14,5 di parziale e siamo ormai a metà della penultima piegata. Situazione tattica invariata, Al Raja continua a guidare nei confronti di Emon USM e Arnas Cam, cala Anthony Leone, cerca di venire via Grand Art in terza corsia. Siamo a 500 dal palo con Al Raja in vantaggio, Emon U in seconda posizione, poi Arnas Cam 400 all'arrivo, 14,2 il parziale, Emon U che accenna a spostare, poi torna sotto, Arnas Cam a sua volta molto vitale lungo la corda. Grand Art non riesce a farsi luce, ci prova allora Allegra Gifont, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Al Raja One in vantaggio nei confronti di Emon U che ci prova. Al Raja in testa, Emon U prova comunque l'ultimo assalto, Al Raja si difende nel finale, Al Raja One vince nei confronti di Emon USM, terzo posto più indietro per Arnas Cam, 1:13,6 il ragguaglio conclusivo, 28,1 a chiudere. Primo e secondo per Al Raja e per Emon U. Andiamo a rivedere le fasi finali con Al Raja che si difende con coraggio da un Emon USM che finisce ancora molto forte al suo esterno. Una incollatura separa i due sul traguardo, mentre al terzo, più indietro, Arnas Cam precede probabilmente Allegra Gifont. Andiamo a rivedere terzo posto per Arnas Cam, al quarto Allegra Gifont, al quinto Juan Bros a completare il trionfo del team Gozzadoro, primo, secondo, quarto e quinto nel Continentale 2020. Rivediamo ancora la retta d'arrivo con Al Raja che ha una lunghezza e mezzo da conservare su Emon USM che nel finale si fa minaccioso, ma Al Raja controlla ancora comunque bene sul traguardo. 1:4,6 l'arrivo del Continentale 2020 all'Arcoveggio.